UFC Fight Night Blaydes vs Volkov si terrà nella notte tra sabato 20 e domenica 21 alla UFC Apex a Las Vegas, nel Nevada. Quindi sarà la UFC Apex, gabbia con dimensioni ridotte rispetto agli ottagoni standard, ad ospitare il main event valido per la categoria dei pesi massimi, che opporrà il numero 3 del ranking Razor Curtis Blaydes al russo Alexander Volkov. Di seguito l'analisi della main card con le mie personali previsioni, partendo subito dal match che apre appunto la card principale e che vedrà opposti Jim Miller a Roosevelt Roberts, uno scontro che si potrebbe definire generazionale, in quanto a sfidarsi sono il 36enne Jim Miller e il 26enne Roosevelt Roberts, un match valido per la categoria al limite delle 155 libbre e che vedrà The Predator alla ricerca della terza vittoria consecutiva che gli consentirebbe di avvicinarsi alla top 15, ma per ottenerla dovrà sconfiggere il veterano A10, in una sfida che probabilmente il 36enne Miller proverà a sviluppare per terra, andando a sfruttare quello che è il suo background nel BJJ in quanto è cintura nera. Roberts dal canto suo non è mai stato finalizzato, è una cintura marrone di Brazilian Jiu-Jitsu e potrebbe anche sfruttare l'allungo maggiore rispetto a Jim Miller per sviluppare un incontro in piedi. È un match che secondo me vedrà la vittoria di Roosevelt Roberts. Il secondo match della card vedrà opposti Belal Muhammad e Lyman Good, un match valido appunto per la categoria welterweight, pertanto ricordiamo al limite delle 170 libbre, con appunto Cyborg Lyman Good che sfiderà Remember the Name Belal Muhammad. Entrambi i fighters attualmente sono fuori dalla top 15 ed entrambi in cerca di continuità di rendimento. Remember the Name è alla ricerca della terza vittoria consecutiva e torna nell'ottagono dopo la vittoria ottenuta contro Sato ad UFC 242 lo scorso settembre. L'ex campione welterweight di Bellator Lyman Good invece avrebbe dovuto combattere ad UFC 249 ma è risultato positivo al Covid-19. Quindi con ricerca di continuità per Lyman Good, che attualmente ha un record di 2-2 negli ultimi incontri, ed un match che probabilmente si svilupperà in piedi, essendo due lottatori molto abili nello striking, e soprattutto per quanto concerne Muhammad Belal sicuramente ha delle buone combinazioni pugilistiche abbinate ad un buon footwork. Il mio pronostico vede vincitore Belal Muhammad. Il terzo match della main card è un match che vedrà opposte Raquel Pennington a Marion Renaud. The Belizean Bruiser torna nell'ottagono a più di un anno di distanza dall'ultimo match perso contro Yana Kunitskaya. La fighter californiana vuole regalarsi una vittoria per festeggiare il suo 43esimo compleanno, anno che compirà il 20 giugno, quindi cercherà di farsi un regalo nella notte tra sabato e domenica. Fighter completa, cintura nera di Brazilian Jiu-Jitsu e background nella Muay Thai sviluppato sotto la guida di Rafael Cordeiro, la Renaud sfiderà Raquel Pennington. Rocky, dopo aver fallito l'assalto al titolo contro Amanda Nunes a UFC 224, ha perso 2 degli ultimi 3 incontri ed è un match che in termini statistici appare essere molto equilibrato e che la Pennington dovrà assolutamente vincere per non perdere contatto con la vetta della classifica. Il mio personale pronostico vede vincente Raquel Rocky Pennington. Passiamo adesso al co-main event della card della serata, che vedrà opposti Josh Emmett a Shane Burgos. Josh Emmett è alla ricerca della terza vittoria consecutiva, attualmente occupa l'8ª piazza nella divisione dei pesi piuma e proverà a vincere per alimentare ulteriormente le sue ambizioni nella categoria al limite delle 145 libbre. Viene da 2 vittorie consecutive, entrambe maturate per KO, uno spettacolare overhand destro che ha steso Michael Johnson e un ulteriore jab sinistro con suggestivo ground and pound che gli è stato utile per battere anche il bosniaco Mirsad Bektic. Contro di lui l'uragano di Woodbury Shane Burgos, che attualmente vanta un record di 6-1, l'unica sconfitta è pervenuta contro Calvin Kattar in UFC, ed è un fighter con una buona base pugilistica che potrebbe sfruttare un allungo decisamente maggiore per poter mettere in difficoltà Josh Emmett, e infatti il mio pronostico vede vincente Shane Hurricane Burgos. Passiamo invece al main event della serata. Curtis Blaydes sfida Alexander Volkov in un match valido per la categoria dei pesi massimi. Curtis Blaydes, con un record di 13 vittorie e 2 sconfitte, viene da 3 vittorie consecutive, di cui le ultime 2 per KO, dimostrando così di aver migliorato la fase di striking, che combinata ad un wrestling di alto livello potrebbe portare il fighter 29enne a sfidare una terza volta colui che ad oggi rappresenta
il futuro dei pesi massimi, nonché la nemesi dello stesso Razor, con Francis Ngannou, che ad oggi rappresenta l'unico fighter ad aver ottenuto lo scalpo di Blaydes. Alexander Volkov da Mosca invece è soprannominato Drago per le fattezze che lo rendono simile al micidiale pugile interpretato da Dolph Lundgren nel quarto episodio della saga di Rocky. Fighter che vanta 20 delle 31 vittorie ottenute per finalizzazione, Volkov ha un background nel karate e vanta uno striking pulito che predilige l'utilizzo delle leve inferiori, che potrebbe utilizzare per gestire la distanza contro Blaydes. L'ex campione di Bellator in UFC ha perso in una sola occasione, aggiungerei clamorosamente, in quanto pervenuto per KO contro Derrick Lewis nelle fasi finali del match che i due hanno disputato ad UFC 229. Rappresenta l'ostacolo ideale per comprendere se il salto di qualità fatto da Razor possa essere certificato come definitivo. Si preannuncia un match comunque equilibrato, ostico appunto per Blaydes, ma che secondo me vedrà per l'appunto quest'ultimo uscire vincitore dall'ottagono. E con questo è tutto. Per qualsiasi informazione vi invito comunque a leggere la preview su fight.theshieldofwrestling.com. Mirko Orlato vi ringrazia e vi auguro buona giornata.